È passato un anno da quando il TG Vicenza è entrato nelle vostre case, 365 giorni in cui vi abbiamo raccontato le storie, il retroscena, i controsensi, le luci e le ombre della città e della provincia berica, e lo abbiamo sempre fatto senza tanti fronzoli, senza filtri, senza peli sulla lingua, insomma dicendo pane al pane e vino al vino. Un lavoro di squadra il nostro, che ci ha coinvolti a tutti i livelli, a cominciare dall'editore, dal direttore, fino ai tecnici e ai giornalisti. Tutti quanti abbiamo vissuto questa avventura con entusiasmo, con passione, con dedizione, un'avventura che, a dir la verità, poi ci ha regalato anche tante soddisfazioni e dei risultati di audience davvero straordinari. Insomma, ci siete stati vicini e di questo vi ringraziamo. Noi, da parte nostra, sin dal primo giorno siamo stati fedeli alla nostra promessa: essere vicini ai cittadini, essere la vostra voce, essere i vostri occhi e denunciare, dal crack BPV all'inquinamento da FAS, dalle barriere architettoniche agli incroci pericolosi, dalle buche nelle strade al degrado nei quartieri, dai casi di cronaca più scandalosi fino ai retroscena più nascosti della politica. E su questo, sia chiaro, non ci siamo mai tirati indietro, perché crediamo, ne siamo convinti, che il ruolo della stampa sia quello di essere il cane da guardia della democrazia e non il cagnolino da salotto del potere. Per questo abbiamo combattuto al vostro fianco le vostre battaglie, quelle piccole e quelle grandi. Abbiamo portato le vostre istanze alle autorità competenti, abbiamo sostenuto le vostre ragioni e non abbiamo mai mollato fino a quando non siamo arrivati a una soluzione, a una risposta, a un risultato concreto. Questo perché siamo convinti che il compito di un telegiornale sia sì informare e raccontare, ma anche e soprattutto portare un contributo critico, costruttivo, avanzare delle proposte, guardare lontano, anticipare i tempi, insomma offrire un punto di vista inedito, anche ironico, ma sempre solido, sincero, onesto, schietto, perché possiate capire che aria tira nel vostro quartiere, nella vostra città. E tutto questo abbiamo cercato di farlo con il vostro aiuto, per voi e con voi. Quindi in occasione di questo anniversario vogliamo essere noi a fare gli auguri a voi e a lasciarvi con una promessa, quella di continuare a restare al vostro fianco e di continuare a darvi voce. Insomma, un anno è un traguardo importante, ma è anche un punto di partenza. Perciò, come diciamo sempre quando portiamo avanti una sfida, la questione non finisce qui, ma continua.